Andiamo a una domanda che la riguarda, che hanno rivolto ieri a Forcolin e che fanno quest'oggi a lei, la fa Stefano Zanetti, il nostro blogger di fiducia. Visto che la strada del federalismo non è percorribile, perché non indire un referendum per l'indipendenza del Veneto? Chiedo scusa, ma i commenti poi mi impedisco di leggere. Facendo appello alla legge statale numero 881 del 25 ottobre del 1977, ratifica ed esecuzione del patto di New York, secondo cui tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. Ma questa è una vecchia proposta di tanti anni fa. Ricordo che la provincia di Treviso ha anche raccolto oltre 64.000 firme per avere la provincia autonoma. Il Veneto sicuramente potrebbe partire con un referendum, ma sono sicuro che Roma sicuramente con il prelievo fiscale che fa nella nostra regione salterebbe lo Stato intero. Questo non significa che io condivido questa iniziativa, anzi sono super favorevole a quello che ha scritto Stefano e sicuramente sarei uno dei promotori nella raccolta di firme per fare il Veneto autonomo all'interno di una Lombardia autonoma, all'interno di una confederazione di nazioni autonome dal Veneto alla Lombardia e al Friuli, dove ci sia. Non è una questione di edonismo o di essere sostanzialmente voler gestire il tutto, è una questione di trasparenza e di onestà verso i propri elettori. La responsabilità di un amministratore si confronta proprio nella gestione locale della pubblica amministrazione, per cui ben venga una cosa del genere, la sosterrei a spada tratta. Ma chi ha parlato di federalismo? Chi è stato preso in giro per il federalismo? Siamo stati noi ci crediamo ancora al federalismo e l'autonomia dei territori, l'autodeterminazione di un territorio, come diceva prima un telespettatore che parlava che dal 77 è possibile fare l'autodeterminazione. Perché il motivo non ci lasciano l'autodeterminazione nel nostro territorio? Dovrebbe indire la regione, se avete la guida della regione, un referendum potrebbe indirlo alla regione. Un referendum potrebbe essere indetto dalla regione, sì. Avete la guida della regione, potete indirlo. Potete indirlo adesso, avete la possibilità di farlo, lo fate? Hanno appena concluso lo statuto, nello statuto c'è scritto anche la posizione del Veneto, volontà del popolo veneto, per cui credo che i passaggi successivi mi auguro che il governatore... Lei si aspetta che la Lega indica un referendum per l'autodeterminazione dei Veneti? Io mi auguro che ci sia una possibilità di consultazione per autodeterminarsi anche nel Veneto, perché lo statuto della Lega Nord parla di una Padania federata tra le varie nazioni. Non a caso il nostro segretario nazionale è regionale. Non è regionale, ma è nazionale. Gobbo, esatto. intende dire. Il segretario Veneto si chiama nazionale, non regionale. La federazione della Lombardia, del Piemonte, del Veneto. Per capirci, il segretario del Veneto si chiama segretario nazionale.